Siamo stati messi alla berlina, siamo stati portati nei mass media nazionali solamente per degli aspetti descrittivi andati a sottolineare, fatti sottolineare all'interno dei verbali. Stiamo parlando del famoso pavone o della descrizione di ciò che è avvenuto durante la manifestazione del carnevale o all'interno di quello che succede all'interno del Presidente. Tutto è stato fatto perché si desiderava dare un input maggiore, quindi maggiore sollecitazione all'amministrazione per le attività future, quindi per migliorare le manifestazioni future, come nel caso appunto della fattoria sociale, d'arte sociale, in cui si desiderava si desidera portare avanti un progetto che avvicini i ragazzi delle scuole medie ed elementari del comune di Aceriale a questa importante fattoria didattica. No, le dicono non si può abbassare perché non dipende dalla nostra volontà, è una legge regionale, la 30 del 2000, che non ci permette di legiferare a livello regionale. Noi possiamo incidere solamente con la riduzione del numero dei gettoni, ma per quanto riguarda cambiare la legge regionale è necessario invece che intervenga direttamente la regione, e le spiego per quale motivo: perché il gettone di presenza nostro è parametrato in base alla popolazione, in base a ogni popolazione scatta un determinato entità del gettone di presenza. Questa è la cifra, 350.000, ma come le ripeto, è una delibera pronta in Consiglio Comunale che tende a ridurre questa spesa. Non posso, no. Quindi lei non si vuole scusare? Ma assolutamente, perché mi devo scusare? Ma perché? Perché io mi devo scusare? Io che non sono, che sono il rappresentante di questo civico consesso, mi devo scusare di che cosa? Qualcuno dal punto di vista giuridico ha sbagliato? Assolutamente no. Allora, in quel caso ci saremmo scusati. Solo dal punto di vista forse morale. Ma non credo neanche, non dobbiamo assolutamente giudicare in questo modo. Stamattina quando ho rilasciato un'intervista il giornalista di Radio News diceva all'onorevole Angela Foti che ci accusava di aver speso questi soldi, e un certo costo la politica lo deve avere, non si può fare ovviamente tutto gratis. Se si pensa di fare tutto gratis si inizia dall'alto, dal Presidente della Repubblica fino in basso, e lo faremo tutti gratis, chi lo vorrà fare lo fa.